Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Continuiamo con la lettura di Fra Batto il Mago ad opera di Franz Bardon, però prima vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, siamo sempre molto grati del vostro sostegno e della vostra partecipazione. Proseguiamo dunque ultimando il capitolo 4 e iniziando il capitolo 5. Eravamo rimasti appunto a un rituale di magia nera che il Gran Maestro della Loggia FOGC esegue per attaccare Franz Bardon, dal momento che l'attacco occulto col tepafono non ha sortito l'effetto voluto per intervento appunto della Divina Provvidenza. Vediamo ora come prosegue appunto dopo l'invocazione che ha fatto. L'invocazione degli esseri elementari aveva così esaurito il Gran Maestro che restò nel cerchio magico come se fosse stato colpito fisicamente. Respirava affannosamente ed un senso di vuoto pervadeva la sua mente. Vide lo spirito demoniaco che lo serviva quotidianamente in piedi in un angolo della stanza. Questa entità era stata al suo fianco per molti anni, aiutandolo a soddisfare i suoi desideri. Egli era divenuto completamente dipendente da questa creatura. Era conscio di non avere più il potere di sciogliersi dalle sue catene. Le leggi spirituali non gli davano la possibilità di annullare il patto con i sovrani dei poteri demoniaci. Il potere che aveva guadagnato grazie a questo patto non sarebbe durato per sempre e così come oggi era un padrone, domani sarebbe stato uno schiavo. Egli non era stato capace di soddisfare la sua sete di potere e di ricchezza materiale con le sue abilità occulte, perciò aveva ceduto alla tentazione di un patto magico. In questo momento una sensazione di dipendenza incombeva su di lui come un incubo. Stava soffrendo tormenti infernali che non aveva mai provato prima nella sua vita, però il suo odio per Frabato era immenso ed era alimentato dall'impossibilità da parte dei principi dei quattro elementi a garantirgli il successo. La domanda «Qual è la potente autorità che difende Frabato?» martellava nella sua testa. Lo voglio distruggere, anche a rischio della mia stessa vita. Guidato da questi pensieri, il Gran Maestro decise di invocare il padrone delle forze demoniache in persona, per chiedergli di soddisfare il suo desiderio. Il mago nero posò la sua spada sul pavimento dentro al circolo e vi poggiò sopra il piede sinistro. Alzò la bacchetta magica con la mano destra e tracciò il sigillo dell'oscurità nell'aria, il segno concordato con cui poteva invocare l'autentico padrone dei demoni. Aveva appena completato il sigillo con un raggio sfolgorante ascese dal pavimento ed illuminò l'intera stanza. Il Gran Maestro stava fermo come se fosse stato colpito dal lampo e lottava per restare cosciente, perché la stanza era stata permeata da una mortale vibrazione paralizzante. Nessun comune mortale sarebbe stato capace di sopravvivere a questa terribile energia e solo il patto del Gran Maestro lo salvò da un'istantanea annichilazione. Una figura molto particolare lentamente si condensò nel triangolo, esibendo la testa cornuta di una capra ed un corpo peloso umano con un seno femminile. Le sue mani avevano strane dita con artigli ed i suoi piedi erano simili agli zoccoli di un toro. Una lunga, spessa coda completava l'immagine. Dopo che l'apparizione divenne completamente visibile, il raggio di luce scomparve nel pavimento. Solo raramente il mago aveva visto questo spirito, perché era Bafometto stesso, il padrone dei demoni. Bafometto parlò beffardamente al Gran Maestro tremante. Bene, grande mago, so del tuo desiderio di distruggere Frabato. È una buona idea e ti aiuterò con tutte le mie forze. Tuttavia non è semplice, perché Frabato è un uomo con una missione spirituale speciale. Questa è la ragione per cui i nostri metodi comprovati hanno finora fallito con lui. Se insisti con la tua richiesta, noi affronteremo questo difficile compito, ma forse sarebbe meglio che passassi il resto dei tuoi giorni godendoti altri piaceri nella vita. Una battaglia infuriava tra la coscienza del Gran Maestro, la sua paura ed il suo odio. Alla fine il suo odio vinse e borbottò con rabbia cieca. Per quale motivo avrei stretto questo patto? Tu sei obbligato ad assistermi fino alla fine della mia vita. Potrai trionfare su di me dopo la mia morte, ma ora chiedo la tua assistenza nello sterminio di Frabato. Non avrò nessun piacere nella vita in caso contrario. Possa egli essere eternamente dannato. Dopo che il mago ebbe pronunciato la sua maledizione, l'inquietante visitatore svanì nel pavimento senza replicare. La tensione paralizzante si dissolse di colpo.
Completamente esausto, il Gran Maestro recitò la formula di congedo per tutti gli esseri che aveva invocato, mentre aggiungeva poche formule protettive per maggior sicurezza. Rapidamente richiuse tutti gli oggetti magici nei loro rispettivi posti e lasciò il tempio. Si lasciò cadere su un sofà in una stanza adiacente, incapace per qualche tempo di formulare un pensiero in modo chiaro. Dopo una tazza di caffè forte, egli si sentì in qualche modo rianimato, ma era ancora incapace di mettere da parte i drammatici eventi di quella giornata. Il sole stava splendendo intensamente nel cielo blu, ma il Gran Maestro, depresso, lasciò la loggia frettolosamente, prese la strada di casa. Capitolo 5. Quella stessa sera la sala conferenze del club eccentrico era completamente piena. Frabato stava dando una seduta spiritica privata per giornalisti e scienziati ed erano presenti solo ospiti invitati. C'erano tuttavia alcuni membri FOGC tra i presenti perché la loggia aveva i suoi rappresentanti in ogni classe sociale. Quando la sessione fu terminata, i giornalisti circondarono Frabato riempiendolo di domande. Dopo il loro primo assalto e quando la loro curiosità fu sufficientemente soddisfatta, Frabato si ritirò in una stanza separata per un'ulteriore chiacchierata con un gruppo più piccolo. Quando ne sortì come l'argomento ipnosi, Frabato spiegò con rammarico che d'ora in poi non poteva più eseguire dimostrazioni ipnotiche su persone del pubblico. Un ispettore di polizia lo aveva informato di una nuova legge a riguardo e Frabato aveva promesso di rispettarla. La notizia provocò un'immediata agitazione nel gruppo. Un giornalista urlò a Frabato: «Scommetto 500 marchi che tu non avrai il coraggio di tentare una dimostrazione di ipnosi nella prossima esibizione». Frabato si sentì messo con le spalle al muro. Egli non era pratico di trasgressioni alla legge civile, d'altro canto la sua dignità non gli permetteva di essere chiamato codardo, soprattutto perché era stato fortemente molestato dalla stampa sensazionalistica. Confidando nel fatto che qualche scappatoia gli sarebbe venuta in mente, accettò la scommessa. Lasciò il club subito dopo e tornò in hotel con la sua auto. Il mattino seguente rifletté ancora una volta sugli eventi del giorno precedente. Cominciò a sospettare che la scommessa fosse in effetti un tentativo di intrappolarlo intentato dalla loggia FOGC. Ad un tratto gli venne una buona idea per evadere la trappola senza perdere la scommessa. Si vestì rapidamente ed uscì per una passeggiata, perfezionando ogni dettaglio del suo piano. Dopo la colazione spedì la posta e si diresse a piedi in città. Entrò in un grande negozio di musica sulla Wilhelmstrasse e chiese ad una commessa se fosse possibile registrare la sua voce su di un disco da portar via subito. La donna rispose di sì e portò Frabato nello studio di registrazione. Frabato non lasciò il negozio fino al pomeriggio. Stracarico di una pila di dischi, tornò allegramente verso il suo hotel. La grande sala d'ingresso della galleria d'arte era piena di vita. Gli invitati dei giornali di Dresden erano ansiosi di non perdere l'evento della serata. Una fiumana di gente premeva all'entrata già affollata per assistere alle dimostrazioni del misterioso Frabato. Sorridendo, Frabato apparve sul palco. Dopo che l'applauso di benvenuto si fu calmato, egli disse al pubblico: «Signore e signori, vi ringrazio molto per questo caldo benvenuto e per il vostro grande interesse per le mie esibizioni. In una mia precedente conferenza ho fatto notare che ci sono molte cose tra terra e cielo che i comuni mortali non possono facilmente comprendere né padroneggiare. Mi fu permesso di presentarvi una prova del potere del magnetismo, dell'influenza della volontà umana attraverso qualsiasi distanza, della chiaroveggenza e della telepatia. Come nelle passate esibizioni, vorrei chiedervi ancora una volta di assistermi nelle mie dimostrazioni. Per iniziare vorrei introdurvi nel mondo dei morti e mostrarvi che l'esistenza dell'uomo non finisce con ciò che chiamiamo morte, al contrario, in quel momento inizia la vera vita. La vita nel corpo fisico deve essere vista come una sorta di preparazione a ciò. Mi tratterrò dal far girare tavolini e cose del genere perché questi sono i metodi tradizionalmente usati dai ciarlatani. Spero di fornirvi uno spettacolo più convincente chiamando alcuni spiriti di defunti su questo palco». Un mormorio corse attraverso la sala dopo la stupefacente dichiarazione di Frabato, lasciando alla fine posto ad un silenzio pieno d'aspettativa quando un gentiluomo lasciò la sua poltrona e salì sul palcoscenico. «Il mio nome è Schneider», disse presentandosi a Frabato, «e sono un professore di chimica. Lei sta parlando, e in modo convincente, di poteri spirituali ed entità la cui esistenza è per ora negata dalla scienza ortodossa. Le sarei grato se potesse darmi una prova dei poteri spirituali che descrive. Essendo uno scienziato ed uno scettico, non mi convincerò facilmente».
Frabato chiese al pubblico se aveva il permesso di rispondere alla domanda del professore con una evidenza pratica. La risposta fu un unanime sì ed un'entusiastica serie di applausi. Tutti erano impazienti e curiosi di sapere quale sorta di esperimento Frabato avrebbe eseguito per convincere lo scettico. Frabato offrì al professore una sedia sul bordo del palco e gli chiese di essere paziente per qualche istante. Voleva prima dire poche parole sulla scienza dello spirito, tuttavia aveva detto solo poche frasi che ci fu un improvviso cambiamento visibile nel professore. L'uomo divenne pallido in modo molto evidente, i suoi occhi fissavano un punto nello spazio, poi scivolò dalla sedia, si accasciò e giacque immobile. Alcune persone del pubblico gridarono, altri si alzarono dai loro posti allungando il collo per vedere cosa fosse successo. In mezzo a tanta confusione Frabato non batté ciglio, non aveva nemmeno guardato il professore, alla fine alzò la mano e chiese di fare silenzio dicendo «Signore e signori, per favore restate calmi. Il professore non subirà alcun danno. Per sorprendervi ho staccato una porzione della mia personalità durante la conferenza e l'ho inviata ad estrarre la maggior parte della vitalità astrale del professore. Facendo questo l'ho indotto in uno stato simile a quello della morte. Egli non sta respirando e il suo cuore ha cessato di battere. Una diagnosi medica direbbe probabilmente che ha subito un infarto. Frabato stava pensando ai fratelli della loggia FOGC. Alcuni di loro erano certamente presenti. Probabilmente stavano ribollendo internamente perché aveva dimostrato pubblicamente che un attacco occulto di cuore poteva essere causato da mezzi occulti. Frabato poi andò verso il professore, gli unì i piedi e lo sollevò come una rigida marionetta di legno. Due assistenti lo poggiarono su due sedie che erano state piazzate sufficientemente lontane da far sì che il suo corpo fosse sostenuto solamente dal collo e dalle caviglie. Dopodiché fu piazzata sul professore una coperta e Frabato salì prima che una delle due sedie, scusate, salì prima su una delle due sedie e poi sull'addome del professore. Egli chiese ai suoi assistenti di raggiungerlo. Ora c'erano 3 persone che stavano in piedi sul corpo immobile del professore che sopportava il peso dei 3 uomini come se fosse stato d'acciaio. Quando i 3 scesero, la tensione del pubblico esplose in un applauso. Ad un segnale di Frabato gli assistenti rimisero il professore in piedi sostenendolo con le braccia. Il mago ora chiese di fare silenzio e fissò lo sguardo su uno degli angoli lontani del palco. Quasi non notato dal pubblico, le fattezze del professore subirono ancora un'altra trasformazione completa. La rigida maschera del volto scomparve. Egli iniziò a respirare di nuovo e le sue guance ripresero colore. Frabato si voltò verso il professore che, dopo che Frabato ebbe focalizzato il suo sguardo su di lui per un breve periodo, cominciò a respirare liberamente e a sbattere le palpebre. Come se si fosse risvegliato da un sonno profondo, si stirò e si guardò intorno stordito, ma tornò pienamente in sé solo quando i suoi occhi incontrarono quelli di Frabato. Frabato gli sorrise dicendo «Bene, professore, sono certo che potrà raccontare al pubblico una storia molto interessante sulla sua esperienza». Poiché le gambe gli traballavano ancora un po', il professore si sedette su una sedia con l'aiuto di un assistente. Frabato lo guardò attentamente ancora per alcuni secondi, così da ristorarlo al punto da riportarlo nello stato in cui era giunto sul palco. Il professore si alzò, spinse la sedia da parte e strinse le mani di Frabato con entusiasmo. Non avevo mai vissuto nulla di simile. Ricorderò questo evento fino alla fine dei miei giorni, ma non riesco assolutamente a capire come abbia potuto influenzarmi a tal punto durante l'esibizione. Con una risata Frabato rispose: «Questa abilità è il risultato di molti anni spesi in meditazione ed addestramento. Ha potuto verificare di persona quanto ciò sia efficace, ma non dovrebbe far aspettare il pubblico ulteriormente per ascoltare il suo resoconto». Poiché stavo ascoltando molto attentamente le parole di Frabato, iniziò il professore, non mi sono accorto che ero sotto un'influenza estranea, ma ad un certo punto ho sentito come se la mia testa fosse completamente vuota ed ero incapace di muovermi. Con orrore ho visto cadere il mio corpo sul pavimento del palco di fronte a me. La sensazione di rigidità presto mi lasciò e sopraggiunse una sensazione di tranquillità, libertà e luminosità come non avevo mai provato prima. Ero capace di muovermi sul palco liberamente, connesso al mio corpo solo da un fine filo argenteo. In questo modo sono stato capace di osservare ciò che Frabato ed i suoi assistenti hanno fatto al mio corpo e mi sono sentito estremamente sollevato nel vederlo sopravvivere all'esperimento senza ferite. Durante l'esperimento uno degli assistenti mi è passato attraverso in modo incredibile ed ho notato che non c'era la mia ombra sul palco, a dispetto del fatto che mi sentissi un essere fisico. Dopo che gli assistenti ebbero sollevato il mio corpo, Frabato mi ha guardato con i suoi occhi penetranti e mi sono mosso verso il corpo come attratto da un potente magnete.
Sebbene cercassi di resistere a questa forza, i miei sforzi erano vani ed ho perso conoscenza. Quando mi sono risvegliato, mi sono ritrovato nel corpo fisico. Per me non c'è più nessun dubbio che lo spirito umano sopravviva alla morte del corpo fisico e che lo spirito si muova nel mondo descritto da Frabato durante la conferenza. Dopo aver ringraziato nuovamente Frabato, il professore ritornò al suo posto, accompagnato da un applauso pieno d'ammirazione. Poi di nuovo si diffuse un silenzio speranzoso e Frabato continuò. Signore e signori, sono molto contento che il professore, come parte neutrale, abbia confermato la possibilità di esistenza dello spirito umano indipendentemente dal corpo fisico. Vorrei menzionare il fatto che un individuo senza alcun addestramento della volontà magica, dopo la sua morte, non è capace di percepire nessuna impressione sensoria dal mondo fisico. Vorrei sottolineare che esperimenti come questi non dovrebbero mai essere tentati dai profani, perché se l'operatore non ha completo potere sugli elementi, l'armonia tra spirito, anima e corpo potrebbe restare disturbata ed il volontario finire in un manicomio. Siete sull'avviso? Ma ora volgiamo la nostra attenzione su altri esperimenti. Chi tra di voi vorrebbe contattare un conoscente o un parente deceduto? All'inizio nessuno era coraggioso a sufficienza da rompere la suspense con una risposta alla domanda di Frabato. Finalmente un gentiluomo si offrì volontario per l'esperimento. Il pubblico sollevato gli concesse un applauso. Bene, proseguiamo domani questa lettura. Io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato fino qui e ci ritroviamo appunto alla prossima condivisione. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale. Noi ci ritroviamo qua con la consueta lettura di Frabato il Mago che appunto fino a quando insomma non termineremo questo appassionante, coinvolgente scritto. Grazie ancora e vi aspetto anche nei nostri gruppi social. A presto dalla vostra Hildegarda. Un abbraccio.